Salve ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Cities XL 2012. Oggi andiamo a continuare la nostra partita che avevamo iniziato nei video precedenti. Andiamo praticamente a caricare la nostra partita. Aspettate un secondo. Andiamo sul pulsante carica e selezioniamo la nostra città, ovvero Edward City, e carichiamo il nostro salvataggio. Perfetto. Praticamente eravamo arrivati già a un buon punto, eravamo riusciti a costruire già ben due strutture al di sopra e al di sotto del livello dell'acqua, ovvero un ponte e una galleria sotterranea, che praticamente ci stanno facendo guadagnare dei punti a favore nel settore del traffico, perché riescono ad agevolare il nostro lavoro all'interno quindi di questa sezione, di quest'area, come potete vedere, industriale. Allora, all'interno di quest'area industriale possiamo edificare anche qualche altro edificio appartenente a un settore industriale abbastanza diverso, come la nostra manifattura, che permette di esportare gettoni di manifattura e praticamente ci farà guadagnare molti più gettoni da commerciare poi con altre città, come per esempio la Omnicorp, che appartiene al PC. Guardando sempre la sezione del traffico potete vedere che queste strade sono molto trafficate, quindi per evitare questo problema possiamo anche costruire delle altre strade che permettono quindi un'agevolazione del traffico abbastanza elevata. Costruendo per esempio la nostra rotonda possiamo agevolare il nostro traffico, per esempio costruendo altre strade che la collegano ad altre vie da sfruttare. Per esempio quest'altra strada aiuterà la nostra il nostro piccolo spazio trafficato. Qua non possiamo costruire la nostra strada, creiamo quindi questo viotto che possa collegare tutto ciò che appartiene alla rotonda. Perfetto, adesso il traffico sarà migliorato. Perfetto, è già migliorato un po'. Possiamo anche attuare delle migliorie come ponte strada piccola a due corsie, e quindi migliorerà notevolmente il traffico, perché praticamente la maggior parte della popolazione si reca in queste zone. Possiamo anche aumentare la velocità e quindi aumentare quindi anche la velocità di costruzione dei nostri edifici. Ok, vediamo cosa ci dicono queste aziende. Queste aziende per ora non necessitano di operai specializzati e quindi abbiamo bisogno di costruire in fretta abitazioni per operai specializzati. Ovviamente possiamo posizionarle sempre in queste nostre aree residenziali che stiamo andando a costruire. Ok, vediamo un po'. Qui non può essere costruito perché abbiamo delle pendenze molto elevate, quindi non permettono la costruzione. Vediamo invece qui, sì, possiamo costruire qualcosa del genere. Ok, possiamo anche costruirlo qui. Vediamo un po' questa nuova area residenziale appartenente tutta agli operai specializzati. Come potete vedere siamo riusciti a guadagnare abbastanza soldi, 4.325 dollari, e quindi ogni sessione, e quindi stiamo andando più che bene. Allora, vediamo un po', più abitazioni per operai specializzati. Gli operai specializzati vogliono trasferirsi in città ma non sanno dove abitare, quindi noi stiamo costruendo abitazioni proprio per loro. Potete vedere che entrano subito all'interno delle nostre abitazioni operai, e quindi vedete l'omino verde con il simbolo del più, vuol dire che sta entrando all'interno della nostra casa e a viverci. Invece all'interno delle aziende, appena vedrete l'omino con la 24 ore accanto, ciò significherà che la maggior parte delle persone che sono richieste stanno entrando a lavorare. Come potete vedere i cittadini si stanno annoiando, e per far diminuire questo problema dobbiamo costruire qualcosa che li faccia divertire, come i campi da mini basket, che possono essere costruiti in gran parte, cioè possiamo costruirne quante ne vogliamo, e praticamente soddisfano abbastanza il bisogno del divertimento all'interno della nostra popolazione. Possiamo creare anche delle attività culturali, come la nostra ruota panoramica, scusate, che permette praticamente sempre il divertimento dei nostri cittadini. Eccola qui, verrà edificata, permette praticamente quindi il divertimento di tutti i cittadini. Ok, potete vedere che servono anche più case per operai generici. Anzi, possiamo costruire anche. Ancora non è stato sbloccato la vista da bullying. Scusate, pensavo che l'avevamo già sbloccata. Traffico congestionato, ancora il traffico congestionato. Vediamo un po' le zone rosse. Io direi di costruire qualche altro ponte che ci permetta di attraversare questo fiumiciattolo, quindi quindi per ridurre questo traffico. Come potete vedere, questo ponte non è posizionabile sull'acqua. Vediamo quest'altro, un ponte stradale di metallo, nemmeno. Qual era il ponte che era posizionabile sull'acqua? Non lo ricordo. Vediamo questo ponte viale piccolo, no, non è posizionabile sull'acqua. Vediamo quest'altro ponte stradale, neanche. E adesso non me lo ricordo qual era il ponte.
che era posizionato, eccolo qui, il nostro ponte stradale piccolo che può attraversare tutto il nostro, tutta la nostra zona. Come potete vedere possiamo abbassarlo anche per farlo congiungere praticamente alla nostra nuova cittadina, la nostra area industriale. Ok, perfetto, ecco il nostro ponte, siamo riusciti a costruirlo e adesso il traffico diminuirà perché la maggior parte delle persone adesso attraverseranno anche questa parte e infatti il traffico è diventato ancora è diventato peggiore perché la maggior parte delle persone stanno attraversando questa parte quindi di strada. Vediamo, ah, ecco, questo ponte può essere costruito sull'acqua, praticamente potevano essere costruiti su tutti, solo che non riuscivo a posizionarli bene. Ok, vediamo un po', abbassiamo la nostra altezza. Ok, vediamo se adesso i cittadini sono abbastanza contenti, vediamo un po' il traffico adesso come va, adesso è più fluido perché con tutti questi ponti che trasferiscono trasferiscono i cittadini quindi dall'altra parte della città stiamo andando più che bene. Ok, le strade devono essere costruite abbastanza larghe, infatti queste strade molto piccole comportano dei vari problemi. Ecco qua, vediamo un po' adesso come va il traffico, ancora congestionato. Vediamo un po' cosa effettuiamo delle migliorie. Ponte strada piccola a due corsie può andare bene, quindi miglioriamo la nostra strada. Ok, adesso potete vedere che il segnale è in verde, quindi stiamo andando bene. Comunque il traffico è sempre congestionato. Per ridurre definitivamente questo problema dobbiamo fare due cose: o costruire delle linee autobus o delle linee metropolitane che verranno utilizzate dalla nostra popolazione e verranno preferite alla macchina se il loro costo sarà inferiore quindi a quello della macchina. Intanto la qualità dell'ambiente potete vedere che è ottima e quindi i cittadini sono contenti ed ascoltarli è la chiave del successo. Ovviamente gli operai specializzati hanno enormi problemi di traffico e non ci sono disponibili nuovi lavori, ovviamente fanno anche fatica a trasferirsi in città. Per sfruttare quindi lavori per i nuovi operai specializzati dobbiamo costruire qualcosa più di grado più elevato. Per esempio gli uffici sono utili per gli operai specializzati. Vediamo un po' se possiamo posizionarli da questa parte in modo da facilitare quindi l'arrivo. Ok, perfetto. Vediamo un po' se possiamo costruire altre strade perché questo traffico praticamente crea molti problemi. Allora, vediamo un po' dove che il traffico è più congestionato. È congestionato in queste parti, quindi possiamo costruire anche una strada con manto erboso che ancora non siamo riusciti a costruire e praticamente possiamo collegare tutto alla nostra zona. Ok, vediamo adesso. Ok, in questa zona il traffico è sempre congestionato. Però costruendo sempre nuove strade ce la facciamo. Allora, le strade piccole infatti sono sempre da evitare, sono sempre meglio le autostrade qui che possono trasportare 320 auto al minuto, invece quelle normali una porzione di auto ridotta. Allora, vediamo un po' cosa succede. Allora, i cittadini fanno sempre fatica a trasferirsi in città, costruiamo stavolta la media densità che permette di ospitare più cittadini. Ok, e qui non possiamo perché c'è sempre questa pendenza. Costruiamo da questa parte. Ok, sempre per ospitare più cittadini possibili. Qui c'è sempre il nostro campetto da mini basket che aiuta la popolazione a divertirsi. Aumentiamo anche la nostra velocità del game. Ok, mettiamola al 5 e così le case verranno costruite immediatamente. Infatti le case vedete sono cambiate, potete vedere che sono molto diverse da quelle di piccola densità. Ci sono anche dei particolari pulsanti, come potete vedere la terraformazione che permette di ripianare il terreno. Come potete vedere per esempio in queste zone il terreno è un po' elevato e quindi possiamo spianarlo spendendo abbastanza soldi. Come richiede, ops, ho sbagliato, ho distrutto un paio di abitazioni. Va bene, adesso rimedieremo. Distruggiamo intanto questa abitazione perché è rimasta ormai senza strada. Vediamo se possiamo distruggerla. Bulldozer, no, distruggiamo un'area singola. Perfetto. Ok, vediamo cosa abbiamo sbloccato. Abbiamo sbloccato altri ponti. Abbiamo sbloccato il ponte Viale Grande. Questo ponte deve essere bello. Vediamo se possiamo costruirlo. Vediamo se c'è spazio.
Vediamo, lo occupano tutti gli altri ponti. Vediamo se possiamo mandarlo di qua. Sì, di qua possiamo mandarlo, basta trovare l'inclinazione giusta, però io direi che per adesso, ecco, potete vedere che già sta andando meglio. Sì, vediamo se possiamo costruirlo, anche se non è molto necessario. Va bene, costruiamolo. Ecco qua il nostro ponte. Adesso lo uniremo tramite una strada. Ok, ecco, abbiamo presenti anche nuove strade. Vediamo un po'. Abbiamo la rotatoria grande, eccolo qua, viale centrale grande. Siamo riusciti a sbloccarlo e colleghiamo tutto tramite questa strada. Ok, adesso vedete che questo ponte è davvero molto figo. Guardate che forte, ha presente questa rialzatura, e possiamo effettuare tantissime migliorie perché le strade sono molto grandi e molto ampie. Possiamo costruire adesso viali molto grandi. I cittadini subiscono il razionamento, ci sono troppe poche attività commerciali, i cittadini lottano, scusate, per cibo e attrezzature e noi non vogliamo farli certo soffrire. Quindi andiamo sulla nostra sezione della densità bassa dei centri commerciali, ci sono solo 4-5 negozi all'interno della nostra cittadina e quindi costruiamone qualcuno anche più a sud. Ecco qui, perché qua praticamente i nostri cittadini muoiono di fame e noi non sappiamo niente di tutto ciò. Costruiamo delle varie aree singole dove i cittadini possono praticamente nutrirsi e comprare i loro beni di primaria necessità. Perfetto, costruiamone anche qualcuno qui, che sono davvero molto utili, solo che costruirne troppi farà crescere una concorrenza tra i vari negozi e quindi nessuno dei quali riuscirà a vendere i loro prodotti. Quindi cosa abbiamo sbloccato? Qui abbiamo sbloccato anche la sicurezza, ovvero il nostro centro di polizia molto piccolo, che permetterà quindi di lavorare e quindi di proteggere la nostra città dal crimine. Siamo riusciti a sbloccare anche gli alloggi per i nostri operai specializzati di media densità. Possiamo creare anche un'area lineare per far abitare i nostri operai. Vedete qui possiamo modificare più o meno come vogliamo tutte le nostre case, che appartengono quindi a questi operai specializzati. Però io quella sempre che consiglio è la nostra area libera, che possiamo definire come meglio vogliamo. Perfetto, possiamo anche selezionare qui uno strato di terra e costruire tramite questo metodo lineare, che è il più efficace. Potete vedere che vengono costruite più abitazioni anche nella maniera più carina, perché vengono anche creati dei piccoli parchi per decorare. L'istruzione scarseggia. Ok, l'istruzione scarseggia, quindi andiamo sempre ai nostri servizi cittadini, istruzione, e selezioniamo l'unica scuola elementare che possediamo, per far anche istruire le nostre nuove persone che stanno andando a far parte quindi di una nuova città, e noi non vogliamo certo offrire una scarsa istruzione. Ok, abbiamo costruito abbastanza scuole elementari da far istruire tutta la popolazione. Sono disponibili nuove strutture perché siamo arrivati a 10.000 abitanti. Appena arriveremo a 15.000 ne sbloccheremo ancora. Allora, vediamo un po'. Potete vedere che nella sezione trasporto ci sono sempre più strade. Abbiamo sbloccato anche la rotatoria erbosa grande, che è davvero molto bella da vedere. Intanto vediamo un po' il traffico. Adesso è congestionato solo in queste zone, perché la sezione industriale siamo riusciti un po' a ridurla. Quindi vediamo un po'. Costruiamo i nostri viali centrali grandi, che andranno praticamente a ridurre i problemi di traffico. Vediamo un po', costruendo altre strade che congiungano praticamente tutte le nostre zone del paese. Ok, il paese ormai è diventato una bella città. Ok, più strade riuscirete a costruire, più la popolazione troverà semplice raggiungere ciò che deve, e praticamente appena riuscirete anche a costruire i nuovi autobus e anche le nuove linee metropolitane, tutto verrà ancora più semplice. Ok, perfetto. Adesso vediamo, il traffico dovrà essere migliorato. Sì, in un certo senso è migliorato, solo in queste piccole strade potete vedere che non è migliorato, perché questa è una semplice strada di campagna, non ha la capacità di tenere sotto controllo un intero traffico. Quindi vediamo un po' se possiamo costruire. Distruggiamo la nostra scuola, mi dispiace, ma dobbiamo costruire una strada abbastanza grande. Eccolo qui, vediamo questo qui, viale centrale grande. Ok, vediamo qui, mettiamolo qui. Ok, che vada a collegare tutto. Ok, selezioniamo anche un'altra strada. Ok, perfetto. Voglio vedere adesso i cittadini come come non riescono ad arrivare al loro posto di lavoro. Allora, vediamo qui. Dobbiamo collegare queste nostre aziende. Questi sono negozi.
e quindi possiamo selezionarli così. Ok, quindi sono stati collegati al municipio e adesso ritorneranno alla normalità. Ovviamente anche questo gameplay di Cities XL 2012 è terminato, ma continuerò ovviamente a illustrarvi questa nostra partita nei video successivi. E mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti!